Si stimano 30.000 passaggi in 3 mesi, un numero nato da un calcolo che tiene conto di turisti, residenti e lavoratori che fa ben capire quanto la passerella pedonale tra Santa Margherita Ligure e Portofino sia stata importante non solo per l'accessibilità della zona, ma anche come attrattiva turistica. Circa 2.000 le persone che hanno calcato il collegamento pedonale nell'ultimo fine settimana. Oggi è stato l'ultimo giorno. La ditta di Treviso inizierà domani mattina le operazioni di smontaggio e termineranno tra 3 giorni. A confermarlo il sindaco di Portofino Matteo Viacava, in contatto con i tecnici dell'impresa che in giornata hanno raggiunto il Tigullio. Durante le operazioni di smantellamento della passerella, i pedoni potranno transitare sulla striscia già asfaltata al lato mare, mentre gli operai proseguiranno con i lavori sul versante a monte. Si parla del 13 aprile come data ipotetica per la riapertura della provinciale 227. Intanto però il fatto di sapere che i tempi vengono rispettati e che tutti lavorano per ripartire con le proprie attività sta conquistando i tour operator italiani ed esteri ed infondendo fiducia anche nel territorio. Ho visto che è bastato pubblicare la strada asfaltata sui social, quella che va da Santa Margherita a Portofino, per vedere delle reazioni molto positive. Io stesso ho pubblicato una foto che è stata ripresa poi da molti tour operator e agenti di viaggio americani che ci chiedono effettivamente la conferma se sarà riaperta a breve. E questo è l'unico modo per fare informazione, far vedere che riprendiamo le nostre attività e siamo pronti ad accogliere per una nuova stagione eccellente. Vediamo, insomma, direi la luce in fondo al tunnel, ecco. Decisamente ci vorrà del tempo per assorbire anche economicamente il danno avuto. Confidiamo naturalmente in una bella stagione con tante anche iniziative che possono dare l'immagine di una Santa Margherita, di Portofino, un po' di tutto il Tigullio che riparte, che rinasce, più bello di prima, ecco.